Gli imprenditori mi chiamavano di sera, con le lacrime agli occhi, mi dicevano: Gianfranco, ma cosa sta succedendo? Che cosa succede, Gianfranco? Ma perché il rinnovo dei fidi non arriva? Non ho i soldi per pagare gli stipendi. Una banca popolare debutta in Prima Nazionale al Goldoni di Venezia dal 12 al 15 dicembre. Non porta in scena le storie desolanti di persone e imprenditori vittime della cattiva gestione di due dei più importanti istituti di credito veneti. Racconta invece la storia dei signori della finanza, veneti, ma potrebbero essere di qualsiasi regione italiana, che si ritenevano sopra la legge. Probabilmente la Pies tenta di superare i confini nordestini e si occupa, secondo me riuscendoci, di una certa rapacità umana che alcune elite non smettono di avere, e tema secondo me particolarmente interessante della coscienza. E a proposito di coscienza, questi banchieri cosa pensavano di sé quando si guardavano la mattina allo specchio? Dormivano sonni tranquilli? I protagonisti tendono ad autoassolversi molto spesso per le ragioni più varie, perché ci vuole anche coraggio per ammettere le proprie responsabilità e a volte è difficile averlo questo coraggio. Comunque nell'ultimo momento prima del sonno probabilmente se lo dicono: ho sbagliato tutto. Autore del testo e regista sono padovani, nel cast anche gli attori padovani Valerio Mazzucato e Riccardo Gamba.